Bene, grazie Enrico Fontana. Io adesso lascerei la parola a chi vuole, dopo l'assessore Paolo Della Vecchia vorrà intervenire, ma comunque insomma, se dal pubblico... salve a tutti, io sono Federico, sono di Jesolo. Guarda caso io negli ultimi 2 anni ho cercato proprio di fare delle domande ai politici della mia zona e il risultato è stato che hanno sempre negato l'esistenza della mafia a Jesolo. Cioè, e tutti hanno sempre detto no, non è vero, non so niente, cosa stai a dire? Addirittura un esponente locale che tra l'altro veniva anche dal sud mi ha detto su Facebook: tu dovresti star zitto perché non sai niente, non dovresti parlarne. Ricordo tra l'altro che la storia che non ho sentito, che la storia del fatto che chiamano la mafia la piovra è il fatto non tanto che hanno tentacoli dappertutto, quanto il fatto che lasciano dietro di sé il nero per coprire quello che stanno facendo. Bene, detto questo, noi in verità, cioè io faccio parte di un comitato Più Democrazia che vorrebbe portare avanti gli strumenti di partecipazione nei comuni, e ci siamo accorti che proprio come deterrente alla mala politica e come deterrente contro le infiltrazioni mafiose, ci sarebbe quello di usare strumenti di democrazia diretta e partecipata. Perché? Perché io, il sindaco di Caule o il sindaco di tutti gli altri politici, li capisco, perché di fronte a una minaccia di qualcuno che ti dice guarda che se tu non fai così e io, teniamo tutti famiglia, tieni la propria attività, sinceramente non credo che ci siano tanti capitani coraggiosi in grado di affrontare questo problema, mentre la soluzione che proponiamo noi è quella di allargare le decisioni importanti sull'urbanistica, che sono quelle che danno veramente i soldi, alla popolazione. Per cui la decisione del se e del come di tutti i più grandi progetti, come è la Valle del Doge, come erano le torri di Jesolo, come potrebbe essere quello che state facendo qua a Caorle, è proprio quello di fare in modo che la cittadinanza possa scegliere insieme come farlo, quando, e avere la possibilità attraverso il referendum come ultimo strumento forte di poter bocciare o meno il progetto. Ricordo tra l'altro che il referendum senza quorum, perché anche il quorum al 50% è uno strumento malavitoso, perché ti permette il ricatto nei confronti delle persone che vanno a votare. Io dico tipo guarda che se voi non dovete andare a votare per far saltare il quorum, e così controllo chi di voi va a votare o meno, e potrei dopo farvela pagare, insomma. Per cui quello che proponiamo noi come comitato, stiamo andando un po' tutti i comuni, è quello di togliere il quorum del referendum, iniziare a utilizzare quegli strumenti di coprogettazione partecipata, e fare in modo che siano una parte della cittadinanza a scegliere insieme al sindaco e alla politica le grandi opere che devono andare a scegliere il futuro della città. In questo senso, ecco qua lo strumento come comunità per aiutare questi politici, perché io sono assolutamente certo che è impossibile trovare gente coraggiosa, almeno pochissimi come sono stati loro, che riescono ad andare contro quello che è un potere troppo grande per loro, ho detto. Per cui non sono... Sì, il voto potrebbe essere una soluzione, però insomma siamo sempre là. Dopo come fareste nel caso che vi ho detto io? Per cui questa è la nostra proposta, e se siete convinti chiedete anche voi che nel vostro comune si iniziano a utilizzare e si iniziano a sistemare gli strumenti dello statuto e nel regolamento, perché io li ho guardati tutti quelli dei comuni del Veneto orientale, fanno schifo, e hanno messo a tutti il divieto di fare referendum proprio sull'urbanistica, che vi ricordo che in Svizzera, che questi problemi non li hanno molto, i referendum sull'urbanistica sono proprio sono il 70% dei referendum che fanno. Trattiamo di soldi, e questo è uno strumento che funziona, e basta. Se siete d'accordo cercate di portare avanti anche voi questo, e basta. Grazie a tutti. Grazie Federico. L'assessore Paolo Della Vecchia, che ringraziamo. Sì, sono venuto per manifestare naturalmente solidarietà e la mia partecipazione ai due colleghi amministratori, e ovviamente come tutti che seguiamo sulla stampa, non con sconcerto ma con molta attenzione, perché credo che comunque ci sia anche un senso di solitudine e di smarrimento in queste situazioni, che è difficile spiegare se non si provano. E io credo, sono rimasto molto colpito dagli interventi, conoscevo
personalmente tutti i relatori, ma sono rimasto colpito dagli interventi perché hanno dato la cornice corretta, prima storica con Dianese e poi con Legambiente, l'Università di Legambiente e di Libera, mettendo al primo posto quello che dovrebbe essere il compito degli amministratori. Guardate, io sono sempre rimasto nell'ambito dell'amministrazione locale, posso dirvi, sto finendo il mio mandato e finisco anche la mia esperienza amministrativa, se io sono dell'avviso che l'amministratore pubblico, non politico, colui che si mette a disposizione della propria città, della propria comunità, dovrebbe essere obbligatorio, lo dico come provocazione, come il servizio militare, perché è un compito difficilissimo ed è gratuito di fatto. Ma in questi comuni del Rico Nord-Est, dove da 20 anni a questa parte sono saltati tutti i controlli, perché c'è stata una stagione, ci si dimentica di quello che è il punto fondamentale, si sono eliminati i controlli del comitato regionale di controllo, i controlli dei revisori del conto, che fino all'altro giorno erano nominati dall'amministrazione in carica, e quindi di fatto il controllo sul bilancio è fatto da chi in qualche modo ha ricevuto una prebenda anche sostanziosa, può pagare i costi. Ci si dimentica, il revisore del conto prende molto di più dell'assessore del consigliere comunale, si paga i costi di uno studio, e quindi comunque non sono controlli, i controlli devono essere di terzietà, devono essere controlli neutri, non controlli nominati dal sindaco. E poi si è delegato alle denunce. Guardate, per un consigliere comunale, se non è un giurista, cioè deve fare un esposto, ma ditemi voi, alla procura o alla Corte dei Conti, sapendo anche come indirizzare, perché non basta scrivere alla Corte dei Conti, deve indirizzare la magistratura della Corte dei Conti, non va archiviato, deve essere fatto con determinati crismi, non si sa come va a finire, ma non si può delegare ai carabinieri della finanza. Avete detto giustissimo, è un compito fondamentale che deve partire dall'amministratore pubblico, ed è un compito difficilissimo, ho sentito tanto, continuo a sentire il servizio ai cittadini, ma quando si è su quel posto, e soprattutto su comuni dove non ci sono i controlli, dove un rettino, una riga fa diventare ricco uno e povero l'altro che è a 2 metri di distanza. Diciamoci le cose così come sono. Quando si spendono per una campagna elettorale di un comune 150-200.000 euro, scusatemi, questi soldi tornano indietro poi in qualche modo. Perché io continuo sento anche, ecco, ma non abbiamo i soldi di una campagna elettorale, deve essere fatta con poco, se è una campagna elettorale trasparente su un comune di piccole dimensioni, di 15.000, 12.000, 5.000 abitanti, ci conosciamo tutti. Comuni in questi anni nel Veneto sono giocati la partita solamente sugli strumenti urbanistici. La rincorsa è stata sempre qui. E qui si fa la fortuna, si può cambiare vita, sicuramente, non solo per se stessi ma anche per i propri figli. E io ho anche un'altra cosa, mancano i controlli anche da parte non soltanto degli amministratori, ma anche dei funzionari che siedono su determinati, perché i carabinieri votano, però ci sono funzionari dirigenti che rimangono sempre su quei posti casi, non vengono mai spostati. E quei funzionari, quei dirigenti, è facile vedere se le cose non vanno, perché adesso abbiamo tutta l'informatica, ma l'informatica si applica solamente per certi settori, ma non dove conta. Perché scusatemi, quando si fanno le gare di appalto, anche quelle appena sotto soglia, si fanno tutte fino a 19.990. Ma per quale motivo queste delibere, queste determine non vengono trasmesse agli organi di controllo? E allora quando si vede che va sempre quell'incarico a quella ditta, va sempre quel signore, va sempre quell'appalto, una lampadina dovrebbe accendersi. E si fa presto a intervenire, ma senza reprimere, chiamando il funzionario e dicendo qual è stata l'istruttoria. Ma sapete in quanti comuni le gare di appalto vengono scritte dal funzionario dicendo si è fatta un'indagine e poi non si trova
all'interno di questo un foglio, un'indagine, e vanno sempre gli stessi e cambiano le amministrazioni, si ripetono. Allora guardate, io vi dico, la mia esperienza è finita, io rimango un amministratore di ente locale, ho visto tutto sugli enti locali, ho attraversato saltando di qua e di là, è difficilissimo fare l'amministratore locale fatto con gli slogan al servizio del cittadino. Chi lo fa è veramente da metterci una cosa, perché se una partita IVA sacrifica, se lo fa seriamente, se lo fa seriamente prendendosi in mano delle libere sacrifica tempo, perché è chiaro che devi marcare strettamente, non sai a chi fidarti, devi prenderti in esame dei termini delle libere, rincorrere tutte queste situazioni e alla fine sono sempre sfuggenti, c'è quest'area opaca. E io vi ringrazio anche per la sottolineatura che avete fatto, avete colpito i termini, mi sono anche commosso, perché alcune questioni sono proprio vere, cioè anche qui fino all'altro giorno, parlare di infiltrazioni non si poteva, qui era prima il Veneto, allora io dico, verrà raccontata un'altra storia sul ciclo integrato di rifiuti tossici nocivi e sul Veneto dovrà chiedere scusa, dovrà scrivere, non prima il Veneto, dovrà prima chiedere scusa e poi potrà dire prima il Veneto.